Prima giornata di incontri a Roma tra il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli e i 4 rappresentanti delle regioni Liguria, Veneto, Lombardia e Piemonte sul tema dell'autonomia differenziata. Tavolo appunto di discussione, prima conferenza nell'analizzare in maniera più profonda le materie richieste dalle 4 regioni per poterle gestire autonomamente, ovviamente materie senza LEP, e una delle materie appunto di discussione che accomuna un po' tutte le 4 regioni è sicuramente il tema della protezione civile. Sappiamo bene che la protezione civile in Italia è sicuramente molto funzionale, la protezione civile è sicuramente un tema che accomuna tutti, ma ovviamente avere più autonomia di gestione, più funzionalità e capacità organizzativa a livello regionale sicuramente sarebbe molto importante. Faccio solo un piccolo esempio. Vi è un problema di necessità dovuta appunto a dei smottamenti piuttosto che di fenomeni climatici che hanno creato inondazioni piuttosto che altri fenomeni. Ecco, già far partire la macchina operativa e chiedere lo stato di emergenza, di calamità, se fosse già a livello regionale sarebbe molto più operativo senza aspettare, diciamo così, il diktat da parte a livello governativo romano. Ecco, e dunque avere più decentramento a livello regionale di gestione sicuramente sarebbe molto più funzionale, più operativo e più importante. Sta di fatto però, ripeto, che alcune realtà politiche, sindacali e quant'altro probabilmente non hanno ancora capito la bontà, diciamo così, di questa autonomia differenziata e la contrasta e cerca di contrastarla in tutte le sedi, in tutte le piazze, raccogliendo firme, rappresentando appunto contrasti ideologici e politici piuttosto che funzionali e operativi. Dunque speriamo che la Corte Costituzionale e tutti gli organi, la Cassazione, tutti gli organi appunto competenti riescano appunto a recepire la bontà di questo provvedimento che è diventato legge, che non è un spacchitalia, che non è la secessione di ricchi, ma è solo la dimostrazione della capacità funzionale di chi amministra la cosa pubblica e lo fa in maniera trasparente, operativa, funzionale e sotto gli occhi di tutti, senza indugi e senza aspettare che sia qualcuno a Roma a decidere se dover chiudere una strada piuttosto che far partire un'operatività anche di risarcimento danni nei confronti di una popolazione, di una città o di un quartiere piuttosto che altro. Dunque la bontà sta proprio sull'operatività a 360 gradi. Dunque ben venga tutte queste forme di autonomia, speriamo che, ripeto, questo è un primo step, dopo ci sarà tutta una serie di atti, però si parte dalla protezione civile su materie senza LEP per poi discutere in tante altre. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.